FBI scientists have found chemical traces consistent with a bomb or a missile on a piece of wreckage. Police using clubs and tear gas against demonstrator. So-and-so and a white fascist. They said you're getting some of your own medicine. Va ora in onda Te la ridò io, l'America, con Matteo De Sio. Welcome everybody, buongiorno a tutte e a tutti, questa è Te la ridò io l'America, questo è il nostro appuntamento settimanale sulle onde di Radio Libertà proprio per parlare di Stati Uniti. E cosa abbiamo da dire questa settimana? Tantissimo, avete visto sicuramente quello che è successo con il presidente autoritario socialista del Venezuela che è stato catturato dalle forze speciali statunitensi proprio con indosso ancora vestiti da casa. Ma non è solo questa le notizie della settimana, anzi, l'altra notizia importantissima è Mamdani che ha giurato, che ha fatto giuramento proprio per quanto riguarda l'incarico di sindaco di New York, la Grande Mela, la città più conosciuta, forse più rappresentativa degli Stati Uniti in questo momento per quanto riguarda il flusso culturale all'interno, multiculturale, all'interno di una grande metropoli. E il giuramento è stato molto polemico, anche del sindaco Mamdani di ispirazione socialista, socialdemocratico, comunque parliamo di una persona che ha promesso mari e monti in campagna elettorale, addirittura promettendo trasporto pubblico gratuito per tutti, ma anche tante altre misure che in realtà sarebbero appannaggio proprio in realtà del governatore dello Stato e non del sindaco di una singola cittadina. Ma il giuramento è avvenuto utilizzando due diversi Corani, uno dedicato alle persone comuni anche per come è stato impaginato, l'altro era quello della propria famiglia, un giuramento che non è ovviamente passato in sordina negli Stati Uniti, ma che fa notare come Mamdani sia quindi un troncamento totale con l'America, gli Stati Uniti di ispirazione protestante, come voglia mostrarsi veramente forse troppo vicino a un certo Islam che alle persone comuni non piace, l'Islam prevaricatore, anche con le sue prime decisioni, ovvero di ridisegnare i confini culturali per quanto riguarda l'antisemitismo. Ma parliamo anche di Mamdani, che ha messo come primo avvocato, come viene definito, come l'avvocato proprio cittadino di New York, un personaggio che è vicino a una delle tante parti politiche oppositrici a Donald Trump, il presidente. Perché? Perché ha messo nel proprio staff Steve Banks, scusate, Steve Banks, che è stato quindi messo a capo della parte legale e come consulente legale per quanto riguarda le corporations per la città di New York. Parliamo anche quindi di un'importante notizia, perché continua quindi questo suo atteggiamento ostile all'amministrazione Trump. Ma l'altra grande notizia, ovviamente, che avete visto tutti, è stata, che ne abbiamo detto anche in apertura di rubrica, è stato l'arresto per quanto riguarda lo Stato venezuelano, il proprio presidente Nicolás Maduro. Donald Trump ha giustificato, e non solo Donald Trump, ha giustificato l'arresto di un presidente di uno Stato confinante, comunque di uno Stato straniero,
utilizzando la dottrina Monroe, che The Donald ha addirittura soprannominato come dottrina anche propria. Parliamo di una dottrina Monroe che era stata celebrata addirittura nel sito della Casa Bianca il 2 dicembre del 2025 ed è la dottrina politica che gli Stati Uniti appoggiano per quanto riguarda, ovviamente poi voluta dal presidente Monroe il 2 dicembre del 1823, parliamo anche di un indirizzo politico che riguarda la protezione degli interessi statunitensi nell'area del Latino America. Il presidente Monroe l'aveva istituita all'epoca quando gli stati del Sud America avevano raggiunto l'indipendenza, come ad esempio la Bolivia, come ad esempio anche lo Stato del Messico, e fu una dottrina politica per evitare le ingerenze delle superpotenze in quel momento europee all'interno del continente americano. In questo momento poi si è visto anche altri utilizzi della dottrina Monroe all'interno della storia a stelle e strisce, come ad esempio Roosevelt, che ha utilizzato proprio la dottrina Monroe nel suo utilizzo più ortodosso, anch'esso per difendere gli stati del Latino America instabili, non stabili in questo momento politicamente parlando, e soprattutto supportando anche la secessione dello Stato di Panama, proprio per controllare poi il canale di Panama, che fu utilizzato come accordo anche poi nel corso degli anni, ed è stato anche rivoluto proprio dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Quindi un Donald Trump che ha come slogan di rifare l'America grande, ma di utilizzare anche dei pretesti storici per continuare la propria politica internazionale. Parliamo anche di una dottrina Monroe che è stata utilizzata nel 1962 per quanto riguarda la crisi della Baia dei Porci, ma anche, ricorderete sicuramente, per quanto riguarda l'arresto in Nicaragua del presidente Noriega. Parliamo del presidente Noriega che era stato arrestato nel 1989, scusate, proprio durante l'amministrazione Reagan, e che ricorre addirittura l'anniversario proprio nella data di arresto del presidente Maduro. Un Noriega che era stato accusato, come lo stesso Maduro, e per questo ve ne parlo, di aver cercato di inondare lo Stato a stelle e strisce proprio di sostanze stupefacenti, ma anche di criminalità. Abbiamo parlato anche su queste frequenze proprio per quanto riguarda la gang venezuelana del Tren de Agua, che aveva messo in difficoltà anche gli stessi latinos, anche gli stessi cittadini che venivano proprio da Latino America negli Stati Uniti per cercare una vita migliore. Parliamo anche di un Venezuela, tra l'altro, che è stato accusato di aver anche dei debiti per quanto riguarda i soldi proprio con aziende americane per quanto riguarda la propria riserva di petrolio. Quindi tanti pretesti internazionali. Vedremo poi cosa succederà nell'incontro delle Nazioni Unite, vedremo cosa dirà ufficialmente anche l'ambasciatore Waltz, che in questo momento ambasciatore per gli Stati Uniti alle Nazioni Unite, che ovviamente si è espresso a favore della cattura di Maduro, ma vedremo come difenderà più nel dettaglio durante l'incontro delle Nazioni Unite. Parliamo anche di un Venezuela che ha ovviamente una enorme, forse la più grande, secondo alcuni studi, proprio la riserva di petrolio all'interno del proprio Stato, ma anche di oro. E perché è importante? Oltre che per l'economia venezuelana e statunitense, parliamo anche di un Nicolás Maduro che utilizzava proprio queste riserve
per avere accordi con le potenze rivali statunitensi di Russia e Cina. Parliamo di un Nicolás Maduro che sicuramente altre persone con anche più conoscenze per quanto riguarda proprio la storia venezuelana metteva in discussione e non solo i diritti umani dei venezuelani. Avete visto anche sicuramente i festeggiamenti proprio degli stessi venezuelani nelle piazze, ma non solo, ma anche i festeggiamenti dei venezuelani americani, i festeggiamenti degli altri venezuelani che purtroppo in milioni sono scappati dal regime socialista di Chavez e poi Maduro, persone che non erano ricchi capitalisti, non erano personalità che avevano chissà quali mezzi di produzione, come dicono i comunisti nostrani, ma in realtà si parla di persone che avevano visto la propria incolumità, scusate, in difficoltà proprio con l'arrivo di questi regimi socialisti. E per fortuna, quindi, perlomeno per quanto riguarda la libertà personale, possiamo dire che il regime di Maduro in questo momento è in vita utilizzando una maschera d'ossigeno. In questo momento la vicepresidente Rodriguez è la persona che in questo momento amministra il Venezuela, deve interfacciarsi con l'amministrazione Trump che ha dichiarato di voler controllare il Venezuela fino a quando non vi sarà un cambiamento di regime, che tra l'altro lo stesso Trump aveva auspicato nei mesi precedenti. Parliamo anche di un'amministrazione Trump con Marco Rubio, il segretario di Stato, che ha dichiarato che un Venezuela libero deve essere anche libero per quanto riguarda i legami con Hezbollah, con l'Iran e con le operazioni iraniane, proprio perché mettono in difficoltà anche l'incolumità dei soldati americani proprio in tutto il mondo e soprattutto in questo caso in Medio Oriente. Parliamo tra l'altro di un Iran che in questo momento sta fronteggiando delle proteste, delle enormi proteste proprio all'interno del proprio territorio. Parliamo di un Iran che ha minacciato, nonostante tutto, l'incolumità degli americani, dei soldati americani nelle vicinanze. Parliamo tra l'altro di Stati Uniti e di Venezuela, che si vede proprio la contraddizione di tante personalità pubbliche, perché nel 2025 avete visto che ha vinto il Nobel per la pace, ovvero una dissidente proprio del regime socialista venezuelano. E ora ovviamente ci si pone la domanda se Maduro potesse essere messo in discussione oppure no come presidente proprio dello stesso Venezuela. Ma dato che qui non facciamo tutto di bianco o nero, cerchiamo comunque di dare una lettura, per quanto influenzata dalle nostre idee politiche, lucida. In questo momento Donald Trump è intenzionato a mettere sotto il controllo statunitense probabilmente anche la Groenlandia, scusate, Greenland in inglese, Groenlandia in italiano. Lo Stato in questo momento a cui appartiene è la Danimarca. La Groenlandia era stata visitata anche dal vicepresidente J.D. Vance, e perché gli Stati Uniti hanno necessità della Groenlandia, secondo il presidente Donald Trump, proprio per quanto riguarda la sicurezza degli Stati Uniti, anche perché secondo The Donald tantissime navi russe e cinesi in questo momento circolano tra le acque dello Stato autonomo, della regione autonoma danese. Parliamo anche di un Marco Rubio, ad esempio, il segretario di Stato, che ha dichiarato anche che Cuba in questo momento potrebbe essere e sarà probabilmente
leggendo proprio le sue parole, il prossimo bersaglio nell'area caraibica, nell'area centroamericana degli Stati Uniti. Cuba, molto importante per Marco Rubio anche a livello personale, perché è figlio di immigranti proprio cubani. Parliamo di un Marco Rubio che ha dichiarato anche più volte come il regime socialista cubano sia anche negativo per quanto riguarda i diritti umani, proprio anche prima della sua nomina a segretario di Stato, ma anche ai tempi in cui era solamente, tra virgolette, senatore. Parliamo anche di un regime cubano, secondo Marco Rubio, che ha spalleggiato più volte quello venezuelano di Maduro e quindi complice degli atti negativi per quanto riguarda il regime venezuelano che hanno perpetrato all'interno dello Stato americano a stelle e strisce. Parliamo anche di un regime cubano che quindi avrà grossi problemi, secondo Marco Rubio, ed è un grosso problema. Venezuela, quindi vedremo in futuro quali saranno i prossimi sviluppi. Sicuramente la necessità di controllare il traffico di stupefacenti per quanto riguarda gli Stati Uniti non è solo un pretesto, perché abbiamo visto più volte come le città purtroppo americane hanno visto tanti giovani e non solo distrutti, zombie per le strade, non a causa dei telefoni come potrebbe uno pensare, ma proprio per colpa di sostanze stupefacenti, del fentanyl, ma non solo, anche della cocaina, che purtroppo ha distrutto la vita e la salute dei cittadini americani all'interno di città bellissime come San Francisco, all'interno di città più in difficoltà come Oakland, sempre comunque nella Baia Californiana, ma non solo. Con quest'ultimo pensiero, con quest'ultime parole, vi saluto, vi aspetto la prossima settimana, sempre qui su Radio Libertà, per monitorare quello che avviene durante l'amministrazione Trump, per capire meglio quali saranno le mosse in futuro proprio dell'amministrazione Trump per quanto riguarda il Venezuela e per quanto riguarda il Sud America e il Centro America. Grazie per l'attenzione, grazie per l'ascolto, una buona giornata, auguri ancora a tutti voi.